Oggi è il giorno delle riaperture, in Sicilia obbligo della mascherina anche all'aperto, 0 contagi nell'Agrigentino, appena 6 nuovi casi nell'isola. Continuano le ricerche del pensionato Giuseppe Fallea, 84enne di Favara, l'appello del sindaco Anna Alba. Tra le polemiche il leghista, giornalista e scrittore Alberto Samonà entra nella giunta regionale con delega alla cultura. Finisce l'epoca di Totò Moncada, proprietario e presidente della squadra di basket di Agrigento, cede il ruolo al figlio, arrivano nuovi sponsor e i biancazzurri disputeranno un campionato inferiore. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Da oggi via libera a negozi, bar, ristoranti e parrucchieri. Restano le chiusure domenicali. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Anche ad Agrigento stamani primo giorno di libertà fuori dall'isolamento che finora ha caratterizzato il nostro vivere dovuto alla paura del contagio del virus Covid-19. Una città ancora incredula, quella che abbiamo trovato stamani, con non molta gente in giro e poche auto in circolazione. La maggiore fila che abbiamo riscontrato è stata quella davanti al barbiere, con tanta gente in attesa di sistemarsi i capelli e farsi la barba. Che si libera. Il barbiere? Certo. È finito l'isolamento, un commento, si ritorna a vivere insomma. Me lo auguro, Eh? me lo auguro. Lei come l'ha sì. vissuto questo momento così Insomma, a casa, no? a casa, certo, con le restrizioni che ci hanno imposto. Se la vede, dobbiamo andare avanti. Si riprende oggi, dai. Importante è che si stia bene di salute. Ok. Lei qualcosa mi dice gentilmente? Per noi Cosa cittadini. sta facendo lei qui? Io Sta aspettando cosa c'è? Sto aspettando il dopo 2 mesi e mezzo il barbiere. Purtroppo fra di noi cittadini ci siamo abituati. L'amministrazione è venuta a mancare, come tuttora manca. Grazie. Per il resto come è vissuto questo momento di Bellissimo, isolamento a casa? bellissimo. Sì, come gli altri sono in attesa anche qua, aspettiamo il turno, piano piano diciamo, oggi il governo ci ha dato il via libera e dobbiamo essere anche noi insomma, a mantenerci un po' Di distanza? di distanza. Sì. Come ha vissuto questi 2 mesi di isolamento? Insomma direi abbastanza bene, diciamo, dai. Siamo stati un po' assieme alla famiglia, diciamo, un po' più rispetto a prima. E da oggi No, è fiducioso che possa riprendere, no? io sì, penso di sì. Abbiamo fatto sanificazione e tutto e siamo organizzati alla migliore. Speriamo che tutto vada bene. I clienti aspetteranno fuori come non so se la ripeti. Lavoriamo per rotazione, anche senza rotazione, perché qua siamo in tanti che lavoriamo e tante attese non ce ne sono. Basta insomma rispettare le regole, la fila, la distanza c'è, no? Sì, rispettiamo certo le regole, la distanza c'è, abbiamo tutto sanificato, tutto disinfettato e così via. Ecco, come ha vissuto questi 2 mesi di isolamento? Da impazzire! Di questi 2 mesi di isolamento, oggi la prima volta qui dal barbiere. È un po' faticosa è stata perché attualmente dopo 5 mesi ritornare è una speranza in più che si vede che attualmente piano piano ne usciremo tutti insieme. Ma cerchiamo di andare avanti, una cosa bisogna puntualizzare che l'Agrigentino è stato molto capace a rispettare le regole impartite. Oggi c'è una ripresa, dobbiamo continuare sempre a stare attenti, non sottovalutare questo diciamo, virus che purtroppo ancora da qualche altra parte esiste. Poi è stata la volta anche del bar di Porto di Ponte, il bar Milano. Poca gente dentro, qualche tavolo fuori con persone che consumavano, ma c'era stamani anche chi ci è andato per rigustare il cartoccio con la ricotta. Positiva e ottimista anche la proprietaria del bar. Siamo pronti per ricominciare, scalino dopo scalino, la vita deve ricominciare perché non potevamo stare ancora fermi. Grazie ai nostri clienti che oggi hanno cominciato di nuovo a venirci a trovare, sembra che la situazione, insomma, molto positiva. Ecco, oggi è il primo giorno che si riprende a servire il caffè, la colazione qui direttamente al tavolo, perché finora c'è stato l'asporto. Un primissimo bilancio proprio.
Sì, meno male noi siamo molto avvantaggiati perché abbiamo le 2 piazzette fuori, abbiamo quindi distanziato i tavoli di 2 metri come in base alle normative vigenti in questo periodo e almeno fino a stamattina, quando qua vediamo ci sono 2 o 3 persone, facciamo accomodare fuori, sì, e tante persone hanno gradito molto. Ma mi fa pure impressione, per dirti la verità, sto cercando un cartoccio con ricotta, desiderio nascosto dopo 2 mesi di solitudine e isolamento. E quindi il futuro come lo vede? Ma io sono un ottimista, quindi credo che qua da noi andrà tutto bene. Qualcosa su questi 2 mesi a casa? Ho ritrovato mia moglie dopo 2 mesi, ho scoperto di avere una famiglia, ho riabbracciato i nipoti dopo 2 mesi, è una sensazione che sicuramente non avrei avuto. Meraviglioso. Ma anche tanta gente è ritornata a sedersi tra le panchine di Porta di Ponte, un po' nostalgica. Come abbiamo passato questi 2 mesi? Forza! Agli arresti domiciliari senza fare nulla siamo stati. Più di 2 mesi, non 2 mesi. E oggi? E oggi siamo liberi già, finalmente. Grazie a questo governo che abbiamo, ci ha liberati. Mascherina, tutto a posto. Mascherina tutto a posto, i guanti non se ne trovano, purtroppo non me le posso mettere. Positivo no? Pensiamo positivo? No, certo, ci mancherebbe, se siamo negativi allora... Le mancava questa panchina? Ma insomma, mica tanto. In generale il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, segue le decisioni nazionali, ma nell'isola ci sono alcune restrizioni ulteriori, ad esempio tutti, eccetto i minori sotto i 6 anni, dovranno indossare la mascherina sia all'aperto che nei luoghi pubblici o al chiuso. Inoltre i lidi e gli stabilimenti balneari resteranno chiusi, rimane l'obbligo di quarantena per chi arriva da fuori regione. Dal 25 maggio potranno riaprire palestre e piscine. Il servizio di Lello Casesa. Il presidente Musumeci, dopo una lunga trattativa con il governo nazionale, ha firmato l'ordinanza per l'avvio della fase 2 con ulteriori restrizioni. Ad eccezione dei minori sotto i 6 anni, tutti dovranno indossare la mascherina sia all'aperto sia nei luoghi al chiuso. Rimane l'obbligo di quarantena per chi arriva da fuori regione, lidi e stabilimenti balneari resteranno chiusi, mentre le palestre e piscine potranno riaprire dal 25 maggio. Sono queste alcune delle novità sostanziali che ci differenziano dalle altre regioni italiane. Come detto, sarà obbligatorio sia all'aperto che al chiuso l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. La protezione dovrà essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo, mentre non saranno soggetti all'obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni soggetti con forme di disabilità. La mascherina non sarà obbligatoria dunque durante l'attività fisica, basterà il distanziamento di 2 metri per poi indossarla alla fine dell'attività. Nessuna limitazione per gli spostamenti all'interno del territorio regionale, mentre rimane esclusa la mobilità fuori regione, salvo comprovate esigenze. Chi dovrà arrivare in Sicilia avrà l'obbligo di registrarsi sul sito della regione, attestare la presenza al proprio medico, all'ASP, al comune di residenza o domicilio. Dovrà rimanere in isolamento obbligatorio da congiunti, ad eccezione di badanti e personale sanitario. Da questa mattina potranno regolarmente svolgere la loro attività ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie ed altro. Dovrà essere garantita la distanza di 1 metro, il titolare avrà l'obbligo di controllare gli ingressi e potrà anche misurare la febbre. Dovrà tenere per 2 settimane il registro dei clienti. Stessa cosa per barbieri, parrucchieri ed estetisti, con obbligo di visiera e mascherina, mentre i clienti dovranno indossare la mascherina, la distanza obbligatoria e la prenotazione. Autorizzate inoltre le attività di commercio al dettaglio, inclusi i centri commerciali, agenzie di viaggio e le attività artigianali. Autorizzate anche mercati e fiere di ogni genere, affidando al sindaco l'adozione di precauzioni del caso con orari ed accessi. Varranno le stesse regole per i negozi e i centri commerciali, cioè mascherine, guanti e distanziamento. È disposta in questa fase la chiusura nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione di fiorai, mentre saranno
saranno autorizzati a svolgere il servizio a domicilio, chiusi la domenica i festivi centri commerciali e gli outlet. Ultima riapertura riguarda tutte le attività turistiche alberghiere ed extraalberghiere, bed and breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanze e similari, rispettando sempre tutte le indicazioni stabilite per le attività economiche di produzione. Sorpresi a bivaccare, determinando un assembramento in via Regione Siciliana nella zona del quadrivio Spinasanta di Agrigento. Era mezzanotte fra sabato e ieri, quando una pattuglia dei carabinieri, durante un ordinario giro di controllo per pervenire e reprimere reati ma anche violazioni delle prescrizioni anti-Covid, ha scovato un gruppo di giovanissimi ma tutti maggiorenni agrigentini che, appunto, stando all'accusa, bivaccavano per strada. A nulla sono valsi i tentativi di spiegazione e giustificazione da parte dei ragazzi, che sono stati sanzionati proprio per la violazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 10 sanzioni per altrettante persone da ben 500 euro. Ed il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, non esclude che potrebbero essere introdotte delle sanzioni per chi non usa la mascherina anche all'aperto. Eugenio Cairone. Mantenere e far rispettare le misure per il distanziamento sociale, promuovere l'utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale. Lo aveva detto il Presidente del Consiglio Conte, parlando sulla necessità di proteggersi dal virus usando semplicemente mascherine e guanti. Ma chi si aspettava che l'obbligo venisse confermato con l'ultimo decreto, cioè a partire da oggi, è rimasto deluso. Meno male, è il caso di dire, che ci ha pensato il Presidente della Regione Nello Musumeci, che in fatto di misure contro il coronavirus ha portato avanti una linea apprezzabile con i risultati che conosciamo. Soprattutto adesso, con le riaperture, serve la massima prudenza e la massima responsabilità da parte di ognuno. Bisogna avere, insomma, il massimo rispetto di sé e degli altri. Non ci si può comportare come purtroppo molti ancora fanno, dimostrando di non aver capito proprio nulla, rischiando le sanzioni per assembramento come quelle a carico dei giovani sorpresi al quadrivio Spinasanta. E a proposito di sanzioni, Nello Musumeci avverte che nei confronti dei trasgressori, cioè coloro che non dovessero rispettare l'obbligo della mascherina, scatteranno le multe che si è pronti ad inserire nel nuovo decreto. C'è da dire che se non si vuole assolutamente collaborare, il rischio di finire sanzionati deve essere reale, con le pattuglie delle forze dell'ordine che devono essere presenti sul territorio per controllare i quartieri, per far capire, insomma, che il discorso è serio. Continuano a registrarsi dal nord Italia i rientri, sono oltre 70 gli agrigentini tornati a casa negli ultimi 10 giorni, hanno segnalato il loro rientro e si sono messi, come il protocollo sanitario prescrive, in isolamento nelle rispettive abitazioni. Ieri l'ASP ha acquisito l'esito di 29 tamponi, tutti negativi. Situazione stabile nella nostra provincia relativa al Covid-19, tutto tranquillo, nessun nuovo caso. I tamponi effettuati sono stati 125 e 0 i contagi. Il totale dei tamponi effettuati 6.419, i guariti sono saliti a quota 94, i decessi fermi a 13. Quelli posti in quarantena 11, ricoverati sempre suddivisi nei vari centri ospedalieri di Caltanissetta, Palermo e Partinico. Intanto salta la convenzione fatta tra l'ASP e l'hotel Acrabello, di cui già si era discusso e che aveva provocato parecchi malcontenti tra la gente, considerato che l'hotel si trovava in una zona centrale del villaggio Mosè. A quanto pare mancavano dei documenti che hanno portato il commissario Mazzara a non fare più nulla. Nella regione continuano a essere incoraggianti e positivi gli esiti dei tamponi effettuati, che sono stati ben 2.463. Nella giornata di ieri solo 6 casi positivi, mentre i contagiati sono scesi di 104 unità per un totale di 1.555. I ricoveri si attestano a 158, meno 136, in terapia intensiva 13, uno in più, in isolamento domiciliare 1.397, in aumento 14.098 unità. In isolamento domiciliare 1.397 unità, diminuiscono di 91. I decessi aumentano di 2 e vanno a 267. Nella provincia il dato in diminuzione anche lì. Trapani un caso in meno e si porta a 17. Palermo meno 12 e va a 360. Messina 9 in meno e va a 299.
Catania in netta discesa dopo diversi periodi che l'ha vista sempre in incremento e va a 638, 53 in meno. Siracusa scende a 32, 12 in meno. Ragusa a 29, 8 in meno. Caltanissetta a 50, ben 32 in diminuzione. Enna 81, ben 72 in meno. Agrigento è stabile. Intanto il governo centrale accoglie una proposta del centro di bioetica di Agrigento sulla pandemia per evitare che si ripetano gli errori finora fatti. Il centro di bioetica Evangelium Vitae di Agrigento accoglie con favore la scelta del governo di sentire il parere del Consiglio nazionale di bioetica sulla pandemia in corso del coronavirus. Alcune settimane fa noi abbiamo sollevato il problema tramite la stampa rivolgendo una domanda elementare: come mai il governo non avesse fin dall'inizio della diffusione della pandemia ascoltato gli esperti della bioetica, cioè i componenti di un Consiglio nazionale che dipende direttamente dal medesimo Presidente del Consiglio dei Ministri. Ieri, come oggi, siamo infatti convinti che il parere del Consiglio nazionale di bioetica avrebbe evitato degli errori che sono stati purtroppo commessi. La scelta adesso di ascoltare i consigli di esperti nel campo della bioetica per noi oggi, nonostante il notevole ritardo, è segno di soddisfazione, considerato che il centro di bioetica Evangelium Vitae di Agrigento è stato uno dei primi a livello nazionale a sollevare il problema. Femminicidio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, all'alba. Un pensionato, Vincenzo Buccheri, di 67 anni, ha ucciso con una coltellata al collo la moglie Giuseppa Pardo, di 66 anni. A ritrovare il corpo è stato il figlio della coppia, vigile urbano a Niscemi, intorno alle 7:30. Dopo la scoperta del figlio, Vincenzo Buccheri, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe costituito. Per Vincenzo Buccheri la settimana scorsa era stato richiesto il trattamento sanitario obbligatorio. Questa mattina, secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri del comando di Gela, ha sferrato una coltellata alla moglie non lasciandole scampo. I carabinieri hanno sequestrato un tagliacarte nell'appartamento. L'uomo sarebbe stato in cura per depressione. Ancora nessuna traccia di Giuseppe Fallea, il pensionato 84enne di Favara, scomparso la giornata del 13 maggio. Nel frattempo i militari dell'Arma, guidati dal tenente Giovanni Casamassimo, hanno continuato a sentire i familiari per fare il punto della situazione e capire se l'anziano magari si sia allontanato per una sua spontanea volontà. Ricerche che stanno continuando. Se qualcuno ha visto il signor Fallea, anche un minimo particolare lo comunichi alla tenenza, ha dichiarato il sindaco Anna Alba, giunta anche lei ieri pomeriggio nella tenenza dei carabinieri per tracciare il bilancio della giornata. Vediamo. Poco fa abbiamo finito presso la tenenza dei carabinieri un incontro facendo il punto della situazione sulle attività di ricerca del signor Fallea, della persona scomparsa gli scorsi giorni. Purtroppo ancora nulla di fatto. Il mio appello va a tutta la comunità e non solo, quindi lo estendiamo anche alla provincia. Chiunque abbia notato quest'auto o il signor Fallea veramente chiami la tenenza e la informi, perché ogni dettaglio è prezioso in questo momento. Oggi anche l'elicottero ha sorvolato la città, ma nulla di fatto purtroppo. Quindi abbiamo una famiglia e una comunità molto preoccupata. E in questo momento è importante dare la massima diffusione anche della sua foto. Domani provvederemo a stampare delle locandine in modo tale che possano essere affisse nelle attività commerciali e in modo tale che se ne possa dare la più ampia diffusione. Io ringrazio sempre la stampa e le emittenti televisive che hanno fin dal primo momento diffuso questo messaggio. Ogni tentativo appunto deve essere battuto, ogni pista, perché non dobbiamo lasciare nulla al caso.
Quindi mi raccomando, chiunque abbia delle notizie chiami la tenenza o la famiglia, perché so che è stato diffuso anche il numero di telefono di uno dei figli. Il mare, al momento di andare in onda con questo servizio, non ha ancora restituito il terzo corpo dei 3 componenti dell'equipaggio del peschereccio terrasinese Nuova Iside. Proseguono intanto le ricerche del 27enne Vito Loiacono, ad opera dai mezzi di soccorso che da giorni battono la zona nel disperato tentativo di individuare finalmente il corpo, così da consegnarlo ai familiari. Sarebbe intenzione della famiglia Loiacono infatti ricostruire con certezza le cause dell'accaduto, nominando per questo intanto un legale di fiducia, parrebbe l'avvocato Aldo Ruffino, che starebbe cercando di ricostruire l'arco di tempo in cui si è verificata la tragedia. Dagli ultimi contatti intercorsi, registratisi poco prima delle 22 coi componenti della famiglia rimasti a casa del lunedì precedente, gli uomini dell'equipaggio e della Nuova Iside non ne manifestavano alcuna preoccupazione per le condizioni meteo marine, benché soffiasse un forte vento di scirocco. Tutto sarebbe ipotizzabile, compreso un inconsapevole speronamento notturno da parte di navi mercantili che solitamente battono quel tratto di mare o da parte di altre imbarcazioni da pesca presenti nella zona. La famiglia Loiacono ha chiesto che la salma del loro congiunto, ovvero l'armatore Matteo, venga sottoposta ad autopsia per chiarire ogni dubbio. Il capitano Loiacono infatti era notorio di essere stato un pescatore espertissimo che aveva superato decine e decine di tempeste in anni di duro lavoro in mare come pescatore d'altura. Di fondamentale importanza quando e se sarà individuato ciò che resterà del natante per ricostruire quello che appare come un mistero. I residenti della discesa San Francesco di Paola di Agrigento, zona nord della Via Dante, hanno scritto una missiva consegnata alla Prefettura, alla Curia e all'Associazione Mondo Altro per lamentare un disagio. Nella lettera si legge: dispiace, così inizieremo la nostra lettera con questo sentimento, guardare il volto della povertà ed averne paura è difficile, ma esistono buoni e cattivi ad ogni strato della società. Tra le nostre case ce n'è una speciale, un luogo gestito dall'Associazione Mondo Altro, appendice della Chiesa, che ospita chi è meno fortunato di noi. Ed ancora si legge: gli operatori da circa 5 anni in accordo con la Prefettura danno un tetto a chi non possiede nulla, situazioni estreme che vanno umanamente e istituzionalmente gestite, lo capiamo e condividiamo. Dobbiamo raccontarvi, proseguono però, cosa realmente accade tra quelle mura. Noi residenti abbiamo visto entrare e uscire persone che non appartengono a coloro che venivano ospitati, qualcuno si è ubriacato, un anziano con difficoltà a deambulare non avrebbe ricevuto il cibo che avrebbe dovuto portargli uno dei suoi compagni d'appartamento. Tra di loro non sempre vanno d'accordo, a volte litigano, urlano. Noi, sottolineano, siamo delle famiglie normali con bambini e vorremmo un vicinato normale. Desideriamo sentirci al sicuro. Quello che chiediamo è che questa casa rifugio venga controllata dall'associazione o da chi ne ha competenza o autorità. Chiediamo inoltre che queste persone non vengano lasciate da sole in piena anarchia. Chiediamo maggior tutele, a maggior ragione oggi che viviamo nell'epoca del coronavirus. Nonostante l'arrivo della tanto invocata nave quarantena a Lampedusa, la mobilitazione della popolazione non si ferma. In via Roma ieri c'è stata una sorta di assemblea a cielo aperto. Tanti isolani chiedono la convocazione del Consiglio Comunale per discutere dell'emergenza immigrazione. Questa nave, affermano, riferendosi alla Moby Zazza, da sola non potrà servire a nulla. Noi lampedusani non vogliamo più collaborare con lo Stato sul traffico di carne umana. Non si può continuare a dire che Lampedusa è l'isola dell'accoglienza e che noi siamo eroi, perché da fuori non capiscono. Fuori è stata sempre raccontata un'altra isola. Basta hotspot, basta Lampedusa, caserma militare. Il punto è, proseguono, che servono gli immigrati perché c'è il business dell'accoglienza. Moby Zazza, nave destinata alla quarantena dei migranti, è arrivata a Lampedusa dopo una notte di navigazione da Porto Empedocle. Ieri è stato avvistato a circa 80 miglia da Lampedusa in acque internazionali un barcone con a bordo circa 100 persone, senza salvagente. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Nominato tra le polemiche il nuovo assessore regionale alla cultura e il leghista, giornalista e scrittore Alberto Samonà. C'è il servizio.
Il presidente della regione, Nello Musumeci, ha conferito la delega di assessore regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana ad Alberto Samonà, palermitano, classe 1972, è giornalista professionista e scrittore. Lo stesso neoassessore ha scritto e pubblicato numerosi saggi ed è consigliere d'amministrazione della prestigiosa Fondazione Piccolo di Calanovella. Dal settembre 2018 è responsabile del settore cultura della Lega Sicilia. Dopo l'irripetibile stagione dei tecnici, dice il governatore Musumeci, Alberto Samonà è la giusta sintesi della militanza politica e della competenza professionale. Lo conosco da anni e sono certo che saprà svolgere con passione il ruolo che, d'intesa con il suo partito, ho voluto affidargli. Ecco il commento dei deputati regionali all'Ars della Lega Sicilia per Salvini Premier. Il direttore Samonà è un uomo che rassicura anche i più accaniti dubbiosi sulle intenzioni della Lega in Sicilia. Grande giornalista e uomo di cultura che abbiamo avuto modo di apprezzare nel suo impegno nella gestione culturale della Fondazione di Villa Piccolo e come capo di Dipartimento Cultura della Lega in Sicilia. Alberto Samonà si è contraddistinto per il suo impegno nella promozione del territorio e della cultura siciliana e il suo curriculum è già una garanzia per tutti i siciliani e per il nostro patrimonio storico e culturale. A lui, a nome di tutto il gruppo della Deputazione regionale della Lega, va il nostro augurio di buon lavoro. Sulla nomina di Alberto Samonà in quota Lega alla guida dell'assessorato regionale ai beni culturali interviene con una nota Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD. Musumeci sta ormai riempendo il suo governo di uomini, la cui storia politica di destra e post-fascista è il principale elemento distintivo del proprio curriculum. L'illusione che con Musumeci si potesse costruire un fronte largo di centrodestra è ormai tramontata. La Lega dell'Ultra Salvini, aggiunge Cracolici, sceglie in Sicilia un uomo di destra, anche se proveniente da un percorso vivace, dal momento che Samonà era arrivato ad aspirare una candidatura con i 5 Stelle alle ultime elezioni politiche. Ma dopo il suo passaggio alla Lega viene premiato con la poltrona di assessore in quota Salvini. Insomma, conclude Cracolici, siamo di fronte a un'evidente marginalizzazione di uomini e donne che hanno alle spalle una storia moderata e che ormai non contano praticamente nulla nel governo Musumeci. In fondo nei corridoi dell'Ars, prima del voto della finanziaria, se ne parlava e lo si dava per certo. Il gruppo 5 Stelle si sta spaccando e alcuni andranno verso il centrodestra, tanto che il governatore Nello Musumeci ai suoi deputati di Diventerà Bellissima aveva detto che era pronto anche a far entrare in giunta i ribelli con un nome a loro gradito, e durante il vertice di maggioranza, quando qualcuno ha proposto di rivedere le presidenze delle commissioni parlamentari, è stato fatto anche il nome di un 5 Stelle in uscita. Adesso l'ufficializzazione dell'operazione è a un passo e dopo l'elezione di Angela Foti a vicepresidente dell'Ars con i voti del centrodestra e contro l'indicazione del gruppo, dopo il supporto alla maggioranza dato durante i momenti più delicati del voto alla finanziaria, i deputati in uscita del movimento, cioè Angela Foti, Valentina Palmeri, Matteo Mangiacavallo ed Elena Pagana, attaccano i colleghi del gruppo per come è stata gestita l'espulsione del deputato Sergio Tancredi. Inutile nascondersi dietro un dito, sono giorni difficili quelli che sta attraversando il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle in Sicilia, scrivono in un post su Facebook, che hanno portato i nodi al pettine di un gruppo che non è più tale quando vengono meno i principi del dialogo, della solidarietà tra colleghi e del rispetto, valori che ci hanno guidato nel corso di 8 lunghi anni. Viene meno non solo lo spirito di un gruppo, ma anche il desiderio di farne parte, la voglia e i progetti per i quali si stava insieme. Salvatore Moncada, proprietario e presidente della Fortitudo Agrigento, programma le dimissioni con un lungo comunicato stampa. Passando la palla a uno dei suoi figli, annuncia una mini rivoluzione con l'iscrizione della squadra in una serie minore da quella attuale, ovvero la 2, compatibilmente con le risorse del territorio della provincia di Agrigento. Si chiude dunque un ciclo che ha visto sotto la presidenza di Moncada la partecipazione a 4 stagioni nella terza serie nazionale. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Tra gli effetti del Covid-19 e di quello che sarà il dopo, anche la riflessione del presidente della Fortitudo Moncada Basket, militante in A2, che preannuncia tante novità per il futuro della stessa. Oggi, scrive Moncada, per il dopo pandemia sono entrato in una versione di vita diversa, più concreta, devo iniziare a lavorare per pensare a chi verrà dopo.
Mi riferisco al basket. Questi anni sono stati bellissimi, dove siamo riusciti a creare una grande famiglia, giocatori seri e affettuosi, collaboratori che sono cresciuti, piccole aziende che si sono sacrificati per essere vicini con sponsorizzazioni e un gruppo di tifosi costante, i nostri abbonati che non hanno mollato mai. Tutto questo ha portato nel migliore dei casi a una raccolta di biglietti e sponsor di circa 150.000 euro, alcuni anni anche meno, a fronte di costi tra le 900.000 e il 1.350.000 euro. Preciserei che il 15-20% di questi costi sostengono strutture tipo FIP e Lega Basket. È facile comprendere, continua Moncada, chi mette il resto e quanto abbiamo investito nei 20 anni in cui sono stato presidente in modo continuativo sui 50 anni di vita della società. Oggi mi trovo in un limbo in cui non si può più efficientare i costi perché meno di 900.000 euro non si può. In questo siamo stati bravissimi, nessuno nel nostro campionato spende così poco. Abbiamo raggiunto, nonostante questo efficientamento, il miglior risultato nel campionato. Non posso ambire a più, non avremmo le risorse e gli sponsor se dovessimo ottenere un risultato migliore. Per cui tutte queste considerazioni mi hanno portato a decidere di iscrivere la squadra nel prossimo campionato in una serie minore, compatibile alle risorse che il territorio riesce a generare. Io contribuirò sempre con una grande sponsorizzazione di circa 250.000 euro l'anno e mi dimetterò. Resterò come presidente onorario della società. A rappresentarmi ci sarà uno dei miei figli che amano tanto questo sport. La squadra è un bene della città. Se qualcuno ritiene che la città ha risorse da poter dedicare per mantenere la squadra in Serie A2, la società non ha problemi da qui al 15 giugno ad accogliere finanziatori o sponsor. In caso contrario, la via è stata già designata. Adesso i consigli del dermatologo sull'esposizione solare. Arturo Cantella. Carmelo Sgarito, noto dermatologo agrigentino, in questo suo videomessaggio ci consiglia sulle attenzioni da prestare per chi da ora si recherà al mare. Il melanoma, afferma Sgarito, è sempre in continua ascesa e tra l'altro il mese di maggio è quello dedicato alla prevenzione dermatologica. Un consulto dallo specialista non sarebbe male. Maggio è il mese dedicato alla prevenzione del melanoma cutaneo. Il melanoma è un tumore maligno, aggressivo, un tumore che può determinare anche, e spesso purtroppo lo fa, la morte del paziente. Non abbiamo infatti grandi armi terapeutiche per affrontarlo. È un po' come il virus, insomma, è un nemico da prevenire. Però rispetto al virus, il melanoma cutaneo è un tumore che noi possiamo vedere, possiamo leggere. È uno dei pochi tumori che si presenta e ha un viso, ha un volto, ha una sua diciamo così, forma di presentazione, ovvero sia il melanoma cutaneo parte quasi sempre da un neo. Quindi nel momento in cui un individuo dovesse accorgersi di un nevo che cambia i suoi caratteri, la sua morfologia, la sua volumetria, diventa più voluminoso, diventa più scuro, più largo, i margini comunque assumono dei connotati frastagliati, dovrebbe essere un campanello d'allarme per consultare uno specialista. Questo vuol dire che il paziente dovrebbe essere educato alla auto-osservazione, quindi all'autoesame della pelle e in base a questi criteri chiedere la consulenza di un esperto in modo da poter avere appunto una valutazione a 360 gradi. Teniamo conto che il tumore della pelle è un tumore che ha conosciuto in questi ultimi anni una escalation drammatica, facendo veramente lievitare le morti in Italia e non solo. Dalle nostre parti soprattutto, quindi nelle nostre zone dove chiaramente le temperature sono anche molto elevate in estate, certamente l'esposizione al sole scorretta o comunque imprudente, soprattutto da parte dei soggetti più giovani, può esporre
con maggiore pericolo a questi processi di trasformazione di un nevo. Ecco perché lanciamo l'appello a che ogni persona, ogni soggetto, ogni giovane possa fare uno screening, cioè un controllo preventivo prima di recarsi al mare. Con tutta tranquillità bisogna fare proprio un esame del mantello cutaneo e capire se ci sono elementi di rischio che probabilmente vanno rimossi prima dell'esposizione al sole. Dopodiché rimangono certamente sempre le stesse le raccomandazioni, cioè quelle di accostarsi al sole gradualmente, di non esporsi al sole in maniera eccessiva e di privilegiare le ore meno calde, quantomeno nelle prime fasi dell'esposizione. Utilizzare sempre degli schermi protettivi, degli occhiali da sole e mai, soprattutto per i soggetti chiari, evitare di togliere la magliettina, soprattutto se si dovessero passare tante ore al sole. Il melanoma è un nemico, però ha anche un volto, quindi possiamo riconoscerlo. Ci sono tante modalità per poterlo intuire, osservare, quindi studiare e quindi per prevenire. Evitiamo le stragi da melanoma, perché tali sono, i numeri sono veramente paurosi e quindi diffondiamo il messaggio che il controllo della pelle può salvare la vita. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.